Diamo il benvenuto a Antonello Capodici, il nostro ospite della domenica. Grazie per essere qua. Lui è, tra le tante cose, il regista al Teatro Musco di Catania del Giorno della Civetta, che sta avendo grande successo, che sarà replicato anche oggi alle 18, poi venerdì 17, poi sabato 18 e domenica 19. Ecco, vedete, questo è il poster dove ci sono i protagonisti, salvo Saitta sulla sinistra, più sotto Edoardo Saitta, e poi c'è Francesca Ferro che è tra gli attori. La regia, come vedete, è Antonello Capodici. Ed è, ecco, qui sono i due, padre e figlio, salvo Edoardo Saitta, che modestamente li abbiamo avuti ospiti anche qui nel nostro studio. Allora, Antonello, mi permetto di darti del tu. Ma ci mancherebbe. Tanti complimenti davvero. Grazie. Parliamo di questa Giorno della Civetta, che è estremamente importante per vari motivi. Innanzitutto per Sciascia, perché è tratto dal romanzo famosissimo che rese poi più famoso che mai Leonardo Sciascia, e introdusse anche forse il tema della mafia nella letteratura, diciamo così, no? Sì, non solo lo introdusse, ma per utilizzare un termine che si usa molto oggi, l'ha in qualche maniera sdoganato. L'ha sdoganato. Perché c'era, diciamo, un velo di pudore, un velo di prudenza che ammantava un po' il fenomeno, e invece Sciascia per primo, il romanzo è del 61, quindi ormai molto lontano negli anni, e in un'epoca molto diversa da quella di oggi, piena di, ancor più piena di paure, di omertà, di silenzi, di oblio. Ebbe, diciamo, il coraggio di portarlo sulla scena nazionale per quello che esso era veramente, no? E questa è un'opera meritoria anche del teatro catanese, del Teatro Musco, del Teatro Stabile. Trarre da un romanzo così bello e così importante e significativo come ci hai appena spiegato, farne un'opera teatrale. Ed è stato complicato, è stato facile? Ma è stato abbastanza, diciamo, semplice e anche un po' agevole pensare a Sciascia. Sciascia è un po' il nome tutelare un po' di molto teatro del Novecento. Nonostante Sciascia abbia scritto per il teatro delle opere che non vengono rappresentate, Sciascia ha scritto 3 cose per il teatro: recitazione della controversia liparitana, che è un oratorio e non viene fatta mai, e poi L'Onorevole, che è già un testo un po' che sente l'ingiuria del tempo, I Mafiosi, che è una rivisitazione di un classico di Mosca e Rizzotto che noi abbiamo quest'anno al Musco con la regia di Francesca Ferro. Ma il successo di Sciascia in teatro è nella riduzione dei romanzi. Consiglio d'Egitto è appunto il Giorno della Civetta. Quando lo fece lo Stabile, lo Teatro Stabile lo fece credo alla fine degli anni 60, pensa che era talmente scottante l'argomento che al Quirino, ricorda Mario Giusti, che era il direttore all'epoca, chiamarono la polizia antisommossa, perché c'era il rischio all'epoca, solo per il fatto che veniva nominata quella cosa lì, che veniva trattato l'argomento, che potessero esserci guai seri. Tra l'altro è legato quel ricordo, è legato come moltissimo teatro catanese a Turiferro, che è il papà di Francesca, certo, che quest'anno fa la vedova Nicolosi, e quindi questo in qualche maniera sancisce una linea di continuità. E rende ancora, a proposito di continuità e attualità, lo rende ancora più vivo con la cattura l'arresto di Messina Denaro, perché siamo sempre là, no? Sì, quando è stata fatta la programmazione io non pensavo, noi non pensavamo di essere superati dall'attualità. Poi in verità il teatro ha questa sua caratteristica di essere sempre sul pezzo, di essere sempre vivo, di essere sempre fatto di... non pensavamo così vivo in verità. E adesso il fatto che hanno catturato il famoso latitante, che per 30 anni era un'ombra nascosta, lo rende d'attualità sia per la descrizione del fenomeno che purtroppo c'era, continua ad esserci, e del quale tutti sappiamo l'invadenza e la gravità, ma anche per la descrizione
per la descrizione dell'essere umano, antropologica. E qui tu fai una riflessione importante, perché tutti noi quando hanno preso Messina Denaro ci aspettavamo chissà quali apparati, no, per dirigere, e poi dice alla fine che cosa abbiamo scoperto di questa Primula Rossa, di questo imprendibile? Abbiamo scoperto che era, lo dico nella maniera più pudica e prudente possibile, era un poveraccio, cioè era in fondo uno che stava in un appartamento modesto, che probabilmente muoveva degli interessi, probabilmente muoveva capitale, ma è una vita povera. Quando abbiamo scoperto che Provenzano viveva nella roba e mangiava solo ricotta, abbiamo scoperto un uomo povero. E questo mi dà lo spunto un po' per parlare della drammaturgia. C'è una spettacolarizzazione, è sempre stato così. Persino Edoardo, quando mise in scena il sindaco del Rione Sanità, venne tacciato di mitizzare il fenomeno mafioso. Era successo un po' di tempo prima con Puzo, che poi era diventato il padrino nel film che è di Coppola, Il Padrino, che è forse uno dei film cui si ispira anche al quale poi si ispira, perché c'è Marlon Brando, aveva il poster di Marlon Brando. Questo la dice lunga, no? La dice lunga. Cioè, cosa ci dice che lui ci avesse il poster? Ci dice che c'è un vorrei ma non posso, che anche il grande, molto fra virgolette, Matteo Messina Denaro, poi c'aveva il Joker e c'aveva Marlon Brando, e ci dice che non lo dico io, prendo a prestito delle parole molto più alte e più importanti delle mie, di Hannah Arendt, che dice che c'è la banalità del male. La banalità del male. Noi pensiamo al grande personaggio shakespeariano, pensiamo a Riccardo III, pensiamo al grande vecchio, di strategia, di intelligenza. Sì, probabilmente, di crudeltà sicuro, di ferocia sicuro, di indubbia immoralità o persino di amoralità sicuro, ma questa non è la grandezza dell'uomo, non c'è niente di grande in questo, e non c'è niente di grande in questo neanche nello specchio del privato, tanto è vero che il racconto che si fa oggi di Matteo Messina Denaro e del suo covo è abbastanza ilare, perché bisogna cercare una cosa, perché forse c'erano delle armi, bisogna cercare, come dice Baricco, uno storytelling che faccia diventare un poveraccio un personaggio. Certo. Contemporaneamente in giro per l'Italia è Nessuno e 100.000, di cui curi anche con la regia, che vede protagonista Pippo Pattavina e Marianella Bargilli. Forse possiamo vedere qualche immagine. Intanto abbiamo avuto ospite Pattavina, abbiamo avuto il piacere per l'ospite, rivediamolo con piacere, vediamo un momento. Tu dovresti stare così, davanti a tua moglie, così, in ginocchio, così. Non solo tu, ma tu, io, lui, tutti così dovremmo stare di fronte ai cosiddetti pazzi. Perché non andate là nei manicomi dove sono ricoverati i pazzi a sentirli parlare, ma invece non ci andate? No, non ci andate. E lo vuoi sapere perché? Perché vi conviene che non parlino i pazzi. Che cosa diceva di te tua moglie? Prima che tu la facessi rinchiudere. Vedendo ancora idealmente, naturalmente, Pattavina e Antonello che ricordiamo Giampaolo Romania, Rosario Minardi, Mario Pinato, insieme al maestro irraggiungibile Pippo Pattavina, Marianella Bargilli, straordinaria interprete di tutti i personaggi femminili, le scene di Salvo Manciagli e le musiche originali di Mario Incudine, che ha fatto questo mix bellissimo di folk, di musica etnica, che ha impreziosito veramente. Anche questo di attualità, Nessuno e 100.000, no? Sì. È la scoperta forse della psicoanalisi, della psicologia del Novecento, no? Anche qui, ora noi siamo siciliani e non è colpa nostra se abbiamo... ci scusiamo con il mondo per essere, come si dice, conterranei delle intelligenze migliori sicuramente del secolo scorso, sicuramente. Così come Sciascia nella seconda metà del Novecento poi è stato il raisonnateur più lucido del rapporto individuo-potere, Pirandello è stato ancor di più e ancor prima il creatore, secondo me,
di un rapporto, non solo l'analista sottile, ma l'inventore dell'uomo del Novecento, in fondo dell'uomo anche contemporaneo. E perché uno, nessuno è 100.000? Ci assomiglia un po'? E ci assomiglia sempre. La prima cosa è di ordine storico, la prima considerazione è di ordine sociale. Io e tu interpretiamo un ruolo, siccome viviamo all'interno di una società borghese che ci assegna un ruolo piuttosto che un'individualità, piuttosto che un'anima, tendiamo ad assomigliare a quella maschera. Però Pirandello fa un'analisi che oggi è diventata cogente ancora per più motivi. Sono gli anni un po' in cui nasce la psicanalisi, questi anni qui in cui l'inizio del Novecento, in cui si scopre che un po' come per gli alchimisti del Seicento, quello che è sopra di noi è isomorfo a quello che è dentro di noi. Quindi noi siamo un universo sotterraneo. Oggi sappiamo che Pirandello cominciava senza avere l'etichetta ad aprire i barattoli del nostro malessere, cioè il disagio, le manie compulsive, la perdita di identità, la depressione. Tutti i guai che ci abbiamo adesso, no? E tutte cose che cerchiamo di affrontare oggi con gli strumenti che abbiamo, a volte più moderni, come sicuramente l'analisi, la terapia, lo studio, ma sempre e comunque guardando a questa immensa ricchezza che è lo spirito dell'uomo. Io non riesco a non pensare a Sciascia, a Pirandello, a Brancati, se non con un sentimento, scusami, io poi mi commuovo perché una persona sensibile, è carne di e grande, sangue, sì, se non con gratitudine, per quello che hanno fatto e che fanno, non collettivamente come esponenti, come intellettuali, come artisti, ma singolarmente per ognuno di noi. È bellissima questa tua commozione che condividiamo. Sì, mi scuso ma perché eppure è vero che hai cominciato a fare questo mestiere, che sei un grande regista, per caso? Molto per caso. Com'è andata? Molto per caso. Io ho fatto un'università molto prestigiosa. Ho studiato a Pisa, ho studiato lettere, ho studiato storia, sono stato allievo di giganti come Bodei, Madrignani e volevo fare l'insegnante. Il mio sogno era fare l'insegnante di scuola, di liceo. Casualmente poi all'epoca bisognava fare il militare, all'epoca era obbligatorio, io non avevo più nessun motivo per rinviare, partii e il giorno del congedo casualmente vidi un manifesto nel quale veniva pubblicizzato un corso di formazione professionale. Siccome io ero in attesa che uscisse il concorso per fare l'insegnante, a tempo perso decisi di partecipare e lì incontrai invece gli insegnanti del Teatro Stabile di Catania che mi portarono poi dopo quell'esperienza a Palazzo Bruca a fare l'accademia e da quel momento in poi ho detto vabbè, aspetto altri 2 mesi, altri 6 mesi, altri 6 mesi, un altro anno, e invece sono passati 30 anni. E hai conosciuto tutti i più grandi, Sì. Turiferro, Sì, Tuccio sì, Musumeci, sì, Mariella Lo sì. Giudice, e anche un grandissimo come Enrico Guarneri, Sì. che adesso noi vediamo in un brano celeberrimo, Aria del continente di Nino Martoglio. Duscio, cola duscio. Don Giovanni. No Giovanni, cola duscio, Casanova. No, cola non ci intendiamo, poi i nomi non ci intendiamo, cola duscio. Che faccio? Mi butto. Dalla finestra mi faccio male, Gioia. No, mi butto nel senso, mi slancio, mi avvio, mi dichiaro. Ma poi che forte. Tu in Sicilia, tu! Più forte di così non ce la faccio. Però in Sicilia con te sempre se me vuoi. 7 voglio? 7 voglio? 8 voglio. Ecco, siamo rientrati con Antonello Capodici che non può fare a meno di sorridere Sì. rivedendo, vabbè, Sì, un grande come Enrico Guarneri, ma poi questa rappresentazione così bella. Cosa ci dice l'Aria del continente? Questo spettacolo fu un po' un punto di svolta per noi, perché con questo spettacolo iniziò l'avventura del teatro ABC. Ecco. E ti chiedo 30 secondi per dire di questa bellissima esperienza teatrale che fa capo appunto al teatro ABC e che è stata un
po' agglutinando, diciamo, tutte queste personalità, queste storie, la mia, quella di Guglielmo Ferro, di Enrico Guarneri, adesso del maestro Pattavina, ma di tutti quelli che ruotano attorno a questa grande famiglia e che scenografi, attori straordinari, tecnici, creativi, sono stati agglutinati da Carlo Auteri e Mario Fraello. Adesso Carlo Auteri è stato chiamato a ben altri compiti perché per un po' ci lascia, perché è stato, adesso è deputato regionale, quindi ha un compito Lo abbiamo avuto anche qua. anche più gravoso, però 10 anni fa, circa 10 anni fa, iniziò questa grande, meravigliosa avventura di ripensare i classici in chiave, vorrei dire, non contemporanea, ma quantomeno della modernità, e riportarli sui palcoscenici nazionali dove si sentiva l'assenza della voce un po' del nostro calore, di quel teatro mediterraneo un po' che diceva Mario Giusti. E poi tu hai diretto però anche personaggi nazionali come Fabio Testi, Gigi Andrea, Maglio Dovì, anche momenti un po' più leggeri, diciamo. È vero che poi hai diretto Pippo Baudo anche. Sì, nel senso che tecnicamente, diciamo, legalmente sì, in verità poi è chiaro che un personaggio straordinario come Baudo si è diretto da solo, no? Non si può dirigere. Non si può dirigere, era un'idea, lo salutiamo. Era un'idea bella perché era il racconto della giovinezza catanese di Baudo insieme a Tuccio Musumeci e al maestro Nino Lombardo. Che bello! E questo spettacolo, che si trovava Ragazzi per sempre, raccontava la figura di tre, ecco, si vede il grande Tuccio, la leggenda vivente del maestro Tuccio Musumeci e Nino Lombardo, che è scomparso qualche anno fa, che insieme a Pippo Baudo in questa Catania brancatiana degli anni 50 si inventavano un linguaggio, inventavano una commistione, un mix aveva spettacolo, di teatro, che poi sarebbe diventato il repertorio nazionale che tutti conosciamo. Ecco, quello erano i giovani di allora. I giovani di oggi che guardano la Ferragni a Sanremo, che stanno su TikTok, che stanno amano il teatro, vogliono andare, lo vogliono fare, vogliono guardare. Io ne vedo a teatro. Noi abbiamo questa esperienza da 2 anni, abbiamo anche l'esperienza del Musco, che è una sala che, diciamo, è agganciata al teatro dell'ABC e che offre uno spaccato anche più immediato dal punto di vista drammaturgico. Quindi, per quello che concerne la mia esperienza diretta, non va così male, non va malissimo, nel senso che vedo i trentenni, vedo i quarantenni che oggi in Italia sono, io per dire sono considerato ancora, sono vicino ai 60 e sono ancora un giovane regista, quindi però vedo anche i ventenni, vedo anche gli adolescenti. Vero è che potrebbero essere delle oasi felici rispetto a un panorama che tende a spersonalizzare e aumenta molto il conflitto. Il grande problema, secondo me, dell'umanità, ma quello figurati se io... Di oggi. È che questi mezzi un pochino aumentano, è vero? Aumentano e lungi dall'agglomerare, lungi dall'unire, come sembrerebbe logico dividono, isolano e dividono. Ho letto una cosa terribile che riguarda il recente catastrofico terremoto in Turchia e in Siria, secondo cui in televisione alla fine non se ne è parlato più, perché non ci si poteva dividere, non si poteva litigare. Non c'è niente e manco sui social, dice che su cosa litigano? Un terremoto, ci sono migliaia di morti, c'è una ricostruzione che si tenta di fare. È vera questa cosa, quindi? Però io guardo sempre, io ho studiato dai preti. Anch'io, salesiani. Io sono stato allievo dei gesuiti fino alla tarda adolescenza e quindi ho imparato a capire che il diavolo non va mai in prima persona, il diavolo manda sempre i segretari, no? E quindi bisogna capire che cosa è
ineluttabile, che cosa invece è colpa nostra. Il teatro ha il dovere, per esempio, lo spazio del Musco, una mia grande speranza in questi 2 anni, non è tanto il successo, certo, poi il successo personale, figurati se sarei ipocrita, se mentissi, se dicessi che questo non mi fa piacere, la gratificazione, il riconoscimento, la legittimazione personale, Certo, ma certo. il mio grande sogno, oltre a questi che sono piccoli sogni privati, è semmai in platea, senza che io lo sappia, senza che io me ne accorga, c'è magari un giovane che lavora in un call center, che vende pezzi di ricambio, che insegna e che sente non la frustrazione, la rabbia, l'odio, ma sente quel delizioso sentimento, quella voglia di essere altrove e oggi, una volta avrebbe preso la penna, oggi accende un portatile e scrive una cosa e ce la porta e noi la mettiamo in scena. Questo è già successo. Che bello. È già successo, È successo? questo. Ma davvero? È già successo. Tu pensa a Martoglio, il giovane Martoglio. Martoglio oggi sembra un monumento coperto di polvere. No, era carne e sangue. C'era un uomo vero che ha fatto il mozzo per 2 anni, è andato in giro a vedere i posti esotici che leggeva nei romanzi di Luigi Natoli, c'è andato in prima persona, poi è tornato a Catania, ha scelto di stare qui, faceva un giornale tutto da solo a 20 anni. Che bello. Poi la sera scriveva e aveva fame di vita. Fame di vita significa fame di amicizia, di cibo buono, di donne, di uomini, quello che ti piace, Certo, voglio certo. dire, non è questo il punto, cioè di stare con gli altri, di conoscere gli altri, di uscire da se stessi. Direi che questa è una bellissima Il lezione. teatro credo che sia, in fondo credo che il teatro sia solo questo. Grande. Antonello Capodici, grazie per essere stato con noi. Grazie, Ti vediamo grazie a te. anche oggi alle 18, naturalmente vediamo Il giorno della civetta realizzato con la tua regia, poi venerdì 17, ancora sabato 2 repliche alle 17:30 e alle 21 e domenica 19 alle 18. Complimenti, Grazie, complimenti grazie. a tutta la tua squadra meravigliosa di bravissimi attori, non si dice così, si dice la troupe, come si dice? La compagnia. La compagnia. E grazie di essere stato qua.